15.000 nuovi posti per le vaccinazioni a partire dai 40 anni. Le prenotazioni si sono aperte nel pomeriggio attraverso il portale dell'USL 6, ma la novità è che si aggiunge un nuovo punto vaccinale per la provincia di Padova. Dal 12 giugno infatti sarà operativo il punto vaccinale di Medici con l'Africa QAM presso l'ex scuola med del seminario minore di Rubano. L'accesso alla struttura sarà da via Pordenone. Nel giorno dell'Africa Day, la storica ONG nata a Padova 70 anni fa annuncia di mettere in campo i suoi volontari in questa nuova sede, una sorta di collegamento simbolico con il continente dove operano i medici del QAM sostenendo le popolazioni degli stati più in difficoltà. Il punto vaccinale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano e serale, sabato e domenica per tutta la giornata. In questi giorni si stanno allestendo 6 linee vaccinali che vedranno operativi 120 volontari tra sanitari e non. L'entrata in campo della ONG va di pari passo alla campagna vaccinale che ha allargato le fasce d'età che beneficiano del vaccino. L'USL 6 viaggia al ritmo di circa 6.000 somministrazioni al giorno, con una buona risposta delle fasce più anziane di popolazione. La campagna vaccinale sta andando bene, insomma siamo contenti, abbiamo una buona risposta. Beh, per gli anziani superiori agli 80 anni siamo arrivati al 98,5% di persone che hanno fatto almeno una dose. Per l'altra categoria subito dopo, dei 70-79 anni, abbiamo l'86% che ha fatto una dose e di questi un poco meno della metà è riuscito a fare anche la seconda dose. 60-69 anni siamo al 75% e in quelli di 50-59 anni siamo appena al 30%, però insomma a noi interessava sostanzialmente le persone dai 60 in su. L'invito per i sessantenni è quello di continuare a prenotare. Anche se apriamo le prenotazioni a nuove età o a nuove categorie, quelle pregresse rimangono, per cui possono sempre prenotarsi.